Ha scelto il mondo produttivo, il nord-est delle aziende, il leader del PDL Silvio Berlusconi per la tappa veneta del suo tour elettorale. Tiratori scelti sul tetto dell'azienda, un imponente spiegamento di forze dell'ordine e guardie del corpo. Berlusconi fa tappa alla Maschio Gaspardo di Campodarsego nell'Alta Padovana. Ad accoglierlo i dipendenti, i fratelli Maschio, i fondatori. E a Berlusconi Egidio Maschio, il presidente, confessa davanti alle 1000 tutte azzurre dei suoi collaboratori. Berlusconi sorride, ringrazia e spiega. C'è una vecchia ricetta liberale che è nata tanti anni fa, ma che è sempre attuale e soprattutto che ha sempre funzionato. Questa ricetta, che si chiama l'equazione del benessere, dice così. Bisogna ridare fiducia alle aziende, costruire, non lamentarsi, e per farlo, sin dal primo Consiglio dei Ministri in caso di elezione, Berlusconi metterà in pratica la sua ricetta: meno tasse sulle imprese, sulle famiglie e sul lavoro, e alle famiglie ribadisce: restituiremo l'IMU. Noi intendiamo al primo Consiglio dei Ministri abolire l'IMU, non solo, ma intendiamo ridare entro il mese di maggio quanto le famiglie hanno versato allo Stato come imposta sulla loro casa. Parla da Ministro dell'Economia e dello Sviluppo in pectore, non da Premier, puntualizza Berlusconi, che è il popolo di artigiani e partite IVA che guarda con interesse a Grillo. Mi attiverò per poter tornare in Veneto e parlare, ripeto, agli stessi ascoltatori che ha avuto Grillo, e anche magari ricordare che quello di Grillo è un discorso di critica, ma dopo la critica non c'è nessuna costruzione. Da Padova a Milano, nel veneziano, dove Berlusconi ha visitato la Green Power, azienda leader nell'energia pulita. A seguire il leader, che non esita a definirsi un leone, i candidati veneti del Popolo della Libertà. Berlusconi è uno straordinario fattore unificante, lo è dentro il Popolo della Libertà. Io credo che nonostante tutto lo sia anche ancora nella società, perché rappresenta una vitalità italiana che in questo momento è così importante. Ne avvertiamo tutti l'esigenza per reagire ad una crisi.